E adesso andiamo a Pordenone perché sono stati individuati i 4 protagonisti dell'aggressione in via Mazzini ai danni di un 23enne afghano. Proprio questa mattina si è tenuta una tavola rotonda tra il sindaco Ciriani e il questore di Pordenone per fare il punto della situazione. Sentiamo. I carabinieri di Pordenone hanno individuato e segnalato all'autorità giudiziaria 4 persone di nazionalità straniera collegate all'aggressione ai danni di un 23enne afghano richiedente asilo avvenuta lo scorso 26 aprile in centro nei pressi di via Mazzini. Il cittadino di nazionalità afghana aveva dichiarato di essere stato fermato e poi colpito al volto da alcuni ragazzi per una sigaretta, un vero e proprio pretesto dato che avevano comunque ottenuto quanto richiesto poco prima di attaccarlo. Il gruppo si era poi diretto verso piazza Cavour per poi fuggire in modo da non essere presi dai carabinieri. Le indagini dei militari dell'Arma hanno portato quindi all'identificazione di 4 degli aggressori, individuati grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona. Altre posizioni sono al vaglio degli investigatori mentre proseguono i controlli rafforzati disposti dalla prefettura di Pordenone nel corso dell'ultimo comitato per l'ordine pubblico e sicurezza. Questa mattina, alla luce degli ultimi episodi di violenza in città, c'è stato anche un incontro tra il sindaco Ciriani e il questore Carocci che ha dato un'ulteriore stretta ai controlli in 3 aree considerate maggiormente a rischio, cioè via Mazzini, il Parco Querini e i laghetti di San Giorgio, che saranno pattugliati da carabinieri, polizia e vigili urbani. Nei fine settimana, invece, verrà assicurata la presenza degli steward urbani. E per commentare la vicenda abbiamo con noi in studio Raffaele Padrone, FSP Polizia, grazie per essere con noi. Grazie a lei. Insomma, da 31 anni, tra l'altro anche socio fondatore dell'FSP Polizia, come commenta il fatto? Sono tanti anni, ma sono tanti anni che ripeto le stesse cose, la gente si sarà stufata, però poi vedete che non faccio la schedina, non gioco e purtroppo non mi piace giocare, ma avrei fatto bingo e 13. E sono cose che, intanto il plauso ai colleghi dell'Arma dei Carabinieri che hanno portato a termine le indagini, ma proprio perché portare in termine di indagine oggi diventa difficilissimo. Diventa difficilissimo perché? Perché le persone che magari fanno le indagini si sono dimezzate anche lì, all'interno dei loro uffici. E venga questa collaborazione che è frutto di anni di lavoro tra prefetti, sindaco e i sindaci, ma soprattutto questo sindaco ha avuto sempre un occhio di riguardo. Ricordiamo che sono partiti anni fa tra un'iniziativa dell'allora cavaliere Berlusconi, presidente quella volta, e Pordenone fu la prima città, ricordo, che inaugurò le sentinelle, no? Io le chiamavo così, delle ronde miste qua in Pordenone, la prima città d'Italia. C'erano i due militari e il poliziotto. Io ho sempre criticato questa attività perché lì vedevamo praticamente gli uomini dell'esercito disarmati. Certo. E quindi il poliziotto, il carabiniere di turno che portava in giro, io dicevo, portava a spasso i 2 militari, ma era un deterrente, no? Guardando col senno di adesso, coi danni di adesso sugli uomini, era un deterrente. Poter ripristinare, poi ci fu il poliziotto di quartiere, che anche quello era stata una scelta chiaramente dell'allora ministro dell'Interno, del capo della polizia, di gestire queste e di formare queste sentinelle della legalità, perché erano formate, ecco, da 2 poliziotti, il famoso poliziotto di quartiere, che ha avuto una grande, diversamente dalla prima, ha avuto un grande successo. Purtroppo è stato necessario toglierle in città, ma è stato necessario toglierle in tutte le città d'Italia. Poi ci meravigliamo che in una stazione come Milano vengono violentate delle donne, ci lamentiamo che nei centri cittadini ci sono i mendicanti, tanto il governo di prima ha tolto il reato di mendicità, quindi uno può chiedere l'elemosina, certo. Se non crea disturbo non c'è nessuna tipologia di reato e quindi può rimanere là. Quindi ci sono un mix di cose che non sono andate per la quale sul tema sicurezza, io lo dico sempre, c'è un interesse relativo
su quello che è il tema della sicurezza, perché la sicurezza è una cosa importante per tutti, cioè poter uscire la sera, poter andare a prendere la metropolitana, prendere il treno, viaggiare in treno, sono tutti servizi che vengono adesso fatti magari a spot così e sporadicamente, e la fortuna vuole, la professionalità vuole che magari si inceppiamo, come abbiamo visto la scorsa settimana, in personaggi e persone che vengono denunciate, vengono anche arrestate, ma non vanno in carcere. Perché? Perché lì iniziamo un'altra polemica sul numero delle persone che sono in carcere, ma soprattutto delle persone che sono adibite, quindi gli agenti della polizia penitenziaria che devono guardare queste persone. È tutto messo lì, in Italia è tutto messo lì. Le manifestazioni, mettiamo lì la gente, poi li arrestiamo, vengono rilasciati immediatamente, non vengono, come avevamo proposto noi come sindacato allora ai suoi tempi, di essere presi e denunciati per terrorismo di piazza, perché questi combinavano i guai e combinano tuttora i guai. Poi vedi i tifosi, insomma è una situazione un po' precaria quella della sicurezza in Italia, è un tema che non va preso veramente di pugno, e cambia il capo della polizia, cambia il ministro, però poi arrivando sui tavoli di un governo queste persone si trovano anche con le mani legate. Guardate cosa sta succedendo nei centri di accoglienza, dove quelli che arrivano sono triplicati, quadruplicati, no? Ma anche gli agenti che sono lì non sono quadruplicati, si sono dimezzati. Allora è una situazione che, sì, la collaborazione è importantissima, fatto bene, ma è sempre stata fatta con il sindaco e il questore, il prefetto, il tavolo tecnico dell'ordine di sicurezza pubblica, una volta alla settimana questo avviene. In questo caso c'è stato questo episodio e, ripeto, qua il plauso va solo a chi ha lavorato per portare a casa questo risultato. Ma adesso qual è il risultato? Sono in carcere? Vengono rimandati via? No, non si può, perché non si può mandarli via. E allora ci terremo ancora dei delinquenti in giro per la città, perché neanche in carcere. E ripeto il problema di prima. Quindi ecco cosa non funzionano le strutture carcerarie, non funziona la riabilitazione a queste persone, e non può funzionare. La sicurezza è come un treno, se c'è uno di questi vagoni che deraglia, il treno è deragliato, certo. Basta un treno, basta un vagone che il treno deragli, quindi non è mai stata presa con una determinata serietà, perché non abbiamo le condizioni. Perché prima ci dicono che non abbiamo i soldi per poter fare arruolamenti. Vabbè, sono 20 anni, nel 2025 io non so chi andrà a fare quei controlli a Pordenone, io non so chi nel 2025 a Pordenone potrà riuscire, se non arrivano tutte le persone che devono arrivare, che non arriveranno. Perché numericamente non arriveranno, non ci sono da distribuire nel territorio italiano, non è che facciano 10.000 agenti all'anno, fanno 1.000, 1.500, 1.800, ok? E sempre, come dico, ci vogliono 2 anni, 1 anno e mezzo per vederli sulle strade, quindi nel frattempo ogni anno 5-6.000 se ne vanno. Io voglio vedere nel 2025 dati del capo della polizia attuale, del ministro, con 40.000 uomini in meno. Fate un po' i conti, chi riuscirà a fare quei controlli. Torneremo sicuramente sul tema, grazie a Raffaele Padrone per essere stato con noi. Andiamo avanti con la cronaca. 3 persone sono state soccorse dai sanitari per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di Zoppola sulla Cimpello Sequal.